partita valevole per la 20ª giornata del girone H di futsal Serie B, partita fra Mistar Palermo e Barcellona Futsal, partita che per i padroni di casa conta poco, è l'ultima giornata, il terzo posto e la permanenza ai playoff è già chiusa, conta tanto invece per il Barcellona Futsal, che però è già sicura dei playout che andrà a giocare contro il Cruz Palermo. Oggi conta vincere per gli ospiti per giocare in casa il primo match dei due fra andata e ritorno oggi, quindi ci sono sicuramente più voglia da parte degli ospiti di andare a conquistare questi 3 punti, un attimo di suspense e si può cominciare subito con il primo possesso degli ospiti che attaccano subito con la giocata provata verticale ma sbagliata da parte di Gullo. Adesso rapidamente andremo a vedere quali sono i quintetti titolari delle due squadre, intanto con il Mistral che attacca con Di Maria, poi Sposito e Dorio, giro palla da Cassino, ancora Dorio, va da Di Maria, Dorio, ancora Di Maria, che ha spazio per girarsi, non va a pensare al giro, gira da Sposito, adesso c'è là lo spazio per andare con la puntata fortissima Di Maria, incrocio pieno, ha già tremato il portiere degli ospiti Venuto. Adesso possono andare a creare un'altra occasione con il possesso quelli del Barcellona, col pallone dentro, Di Maria non perfetto, Dorio per un attimo, poi sinistro, due volte ed è in vantaggio subito il Barcellona Futsal con il sinistro di La Torre. L'abbiamo detto, sono loro che hanno bisogno di questi 3 punti in questo match per andare nel doppio confronto ai playout con il Cus, a giocare in casa il primo match. Sono partiti alla grande, 1-0 Barcellona Futsal, subito gelati gli ultra del Mistral, che però, come sentite, cantano sempre e supportano alla grande i ragazzi di casa, anche se oggi non conta nulla ai fini della classifica. Conta sempre fare belle prestazioni anche psicologicamente per arrivare bene ai playoff. Qui ancora La Torre, sgasa il 9, dentro, è tornato Sposito, poi Di Maria a far correre dall'altro lato Cascino, sinistro dentro, deviato La Torre a ripartire, l'ha sbloccata ancora il 9, a giocare avanti, chiusura di Dorio 2 volte, poi Di Maria si ferma intelligentemente, fa ripartire l'azione da Dorio, Sposito, ancora Di Maria, tira subito, prova a puntare Cascino, il suo diretto avversario, poi abbatte subito da Di Maria, ancora Dorio, verticale il pallone, bellissimo, l'idea era fantastica per Cascino, che però aveva probabilmente un uomo davanti e non l'ha vista passare questa palla, non è quindi riuscito a prenderla bene. Qui poi Dorio prova a ripartire, è passato il Barcellona, ancora davanti è il miracolo, il randazzo che subito deve ripartire, Dorio, triangolo, la porta è vuota, rischia tanto il Mistral, che rischio da parte di Diliberto, che era partito dalla sua porta, il portiere in maglia 26 del Mistral. Diliberto non è, fa spesso queste giocate Diliberto a far ripartire i suoi. Qui ancora La Torre a giocare male, però stavolta da Venuto, che non è riuscito a controllare questo pallone. Diliberto prova un po' a non far mollare i suoi, li vedo un po' forse poco dentro la partita, non l'hanno approcciata benissimo i padroni di casa in completo nero e oro.
hanno approcciato bene invece gli ospiti del Barcellona, proprio con la Torre che l'ha sbloccata e sta giocando molto bene. Qui Di Maria a recuperare, a mettere dentro. Ora i Barcellona ad attaccare, parata di Diliberto che subito va a ripartire, 3 contro 2, pallone forse un po' troppo venuto per Di Maria e allora proprio Diliberto si deve fermare. Dorio era rimasto lì in porta a coprire lo specchio qualora perdesse palla il numero 26. Non l'ha persa per fortuna del Mistral e allora Dorio e Di Maria possono giocare. Ancora il 12, pressato alto, non la perde e va da Dorio. Cascino, Dorio ancora da Cascino, dato spazio, puntata coperta bene da parte di Venuto. Ancora Cascino, ancora Dorio, sempre loro due. Stavolta il pallone di Dorio era indirizzato a Sposito nel passato però, e allora Di Maria a puntare la Torre, si deve fermare, deve ricominciare. Ha iniziato bene il numero 9 dei giallorossi con il gol e qualche azione in cui è riuscito a far ripartire i suoi, però non è poi riuscito a dare la palla giusta, soprattutto in un'occasione a Venuto che si era smarcato bene. Qui ancora Cascino da Di Maria, pensa alla conclusione, finta, Dorio suolata, appoggia da Sposito, non calcia mai il Mistral, però non calcia mai, e allora si ritorna da Diliberto, si arrabbia tanto il mister dei padroni. Di Maria a giocare da Sposito, si gira, deve ricominciare da Dorio. Di Maria con tanto spazio, suolata almeno provata nell'idea, era giusta, chiusura da parte di Sanchez che adesso esce dopo aver recuperato il pallone. Cascino appoggia Di Maria con la punta. Di Maria non entra in area, non c'è spazio, difende bene il Barcellona, sempre con la Torre che fa anche il difensore, va a recuperare, mette il fisico, non c'è fatto. Laterale, batterà Cascino, corto per Dorio, larga Di Maria, tutto Venuto, ecco il pallone per Cascino, ancora la sponda si torna indietro da Dorio che finta di andare a calciare, poi per Sposito che si vuole infilare fra tante maglie giallo-rosse. La Torre quasi a recuperare su Dorio, non c'è fallo, riparte il Barcellona, la Torre è tutto solo, servito, palo pieno, cosa ha sbagliato il Barcellona Futsal? Con il contropiede che era stato portato avanti da Rizzo, 2 contro 1. Che cosa ha sbagliato il Barcellona che poteva andare sul 2-0, voleva il fallo Dorio, non c'era nulla. Secondo la terna arbitrale il Barcellona si è realmente mangiato il gol del raddoppio e sarebbe significato già tantissimo quando sono trascorsi appena 6 minuti. Potevano andare sopra di 2, se l'è mangiato la Torre, ma mi viene da dire che Rizzo non gli ha dato proprio un pallone perfetto. Qui Sposito a recuperare quasi al limite dell'area, Rizzo ancora si deve riscattare assolutamente il numero 21 perché ha fatto un erroraccio, ha forse pensato troppo, una volta arrivato davanti di Diliberto si doveva calciare a quel punto e Diliberto non era uscito. Cascino, a buttare Venuto, ancora Dorio dentro il pallone, non l'ha dato nessuno, ha recuperato Venuto, poi Rizzo porta avanti lui il contropiede del Barcellona come in precedenza. Dorio gioca da Di Maria che si gira, calcia, la lascia scorrere con tranquillità Calderone, gioca subito proprio Calderone da Rizzo, adesso Gullo
verticale c'è Bono, preferito Venuto, ancora Rizzo con tanto spazio per gestire ressalto, però il Mistral recupera De Maria, destro esterno della rete, da parte del numero 12, che doveva sicuramente far meglio, come doveva far meglio Rizzo. Non è dei migliori su ingresso in partita, il suo inizio di partita, quel contropiede sbagliato insieme alla torre, e questo controllo forse ancora ci sta pensando. Dorio, destro forte, deviato da Venuto. Cusimano a battere la laterale da Dorio. Di Maria perde il contatto col pallone, quasi glielo ruba Bono, e adesso Di Liberto. Dorio gioca ancora da Di Maria, esce in pressing Bono, si fa rivedere Dorio servito, voleva andare da Cascino, adesso sì, Di Maria tanto spazio adesso per calciare, recupera Bono, trattenuto, può ripartire il numero 29 contro Dorio, sinistro, che chiusura del centrale del Mistral, in scivolata bellissima sulla bomba di Bono. Poi Cusimano a giocare da Di Maria, che però si deve fermare sul pressing di Venuto, poi Dorio calcia, colpiti in pieno Rizzo, Bono riesce a ripartire un po' chiuso, adesso il Barcellona Futsal nella sua area di rigore, ha calciato Cascino che voleva il calcio d'angolo, anche da qui sembrava aver ragione effettivamente il numero 9, il capitano del Mistral. C'è nulla però, secondo il direttore di gara, che era lì a pochi passi a gestire il Barcellona Futsal nella sua area di rigore. È andato a ripartire Gullo, sembrava netta la rimessa del Barcellona, non d'accordo il direttore di gara, che era lì, e l'ha segnata al Mistral. Dorio, Cusimano, l'uno contro uno, a passare il numero 27, poi recupera palla il Barcellona, si distende la torre, gioca per Gullo con la punta esterna della rete, ancora Di Liberto che a battere subito tutto solo Cascino, stop, non calcia, deve tornare indietro con uno scatto, poi sinistro, adesso sì che calcia, la mette alta però dopo aver provato un mezzo sombrero sul numero 7 Mandanici. Stava rientrando in difesa, lo vedete lì accanto a Calderone, che adesso giocherà proprio da Mandanici. Vediamo se fa lì, no, mette avanti dalla torre, che mette il corpo su Dorio, per recuperare su Cusimano, non c'è fallo, la laterale del Barcellona. Il capitano del Barcellona Futsal, pallone per la torre, lo stop non è perfetto, viene fuori il pallone, allora di nuovo possesso per il Mistral, adesso Cascino a giocare centralmente, sbagliata completamente l'esterno, la torre a ripartire, c'è Gullo alla sua sinistra, servito il 22, alza il muro di Liberto e dice no al raddoppio del Barcellona Futsal, che però quando si distende in contropiede è sempre pericolosissimo, si arrabbia tanto il mister degli ospiti, perché questi contropiedi sono da sfruttare. Qui tutto solo Mandanici, Cusimano con il rotto della cuffia, con la punta tocca il pallone quel tanto che basta per metterlo fuori, stava per andare a calciare il numero 7 Dorio, ora a girare palla Cascina, Cusimano dall'altro lato non viene servito, ancora Dorio, Cascina, Dorio, Cusimano, giro palla del Mistral, che però non trova spazio fra le linee del Barcellona Futsal, che si chiude bene nella sua area di rigore. Adesso Dorio torna dal suo difensore, Di Liberto a giocare. Dorio pensa alla conclusione, va ancora Di Liberto, il pallone era un po' a metà, si è fermato il 26
E allora ancora Cascino, ancora a tessere la trama il Mistral con il destro provato da Dorio. In qualche modo Calderone col Gullo di prima, Mandanici male sul pressing alto del Mistral. Dorio ci prova ancora, colpi in pieno per il suo capitano e la rimessa è giallorossa. Gullo, scambiano, Danici si addormenta qui, così mano quasi gliela ruba. Stavano scambiando con tranquillità i due Gullo, Samuele Gabriele. Qui esce proprio Samuele Gullo, gioca ancora il Barcellona Futsal nella propria area di rigore con il Danici che rischia. La Torre si va a pressarlo, ancora la Torre, si vuole invitare il Futsal 2, esagera di Roberto, alza lo scavetto bene per Cascino che prova a ripartire il centimetro tutto solo, invece no, va da solo, si mette in proprio, almeno ci ha provato, è tornato però Maccarini. Cascino, Di Maria al volo, Maccarini la prende comunque anche se il pallone sarebbe terminato fuori. Ancora Di Maria a gestire, ma il giro palla del Mistral è sempre molto lungo e molto complicato e complesso, perché il Barcellona si chiude bene, qui adesso il pallone dentro, Mandanici, poi la Torre avanti, Gullo mette il corpo, non c'è fallo, adesso sì la parte della Torre. A gestire sì, così ora lui puntare a colpire il pieno Gullo. Cusimano pensa alla conclusione dell'effettua male. La sua area di rigore, adesso deve lanciare da Gullo, si prova a impegnare, il pallone però è difficilissimo andare ad agganciare e viene chiamato time out. Si è incantata la sirena. Risolto il problema della sirena, che vi assicuro è stato un suono molto brutto da sentire per tutto questo tempo. Si può ricominciare con Di Maria che gioca subito, il Mistral che attacca velocemente, la vuole andare a
pareggiare. Si era completamente incantata la sirena per qualche minuto, si poteva stare in palavoretto. Di Liberto, Cusimano, dai, tutto solo, Cascino non calcia, e poi subito a spazzare più lungo che può Maccarini. Di Liberto con tantissima calma e tranquillità va a recuperare, a gestire e a giocare. Cusimano fermato da Cullo. Cascino, Di Maria, suolata all'indietro da Esposito, che poi ha un pallone complicatissimo a Cusimano, lo può gestire ovviamente il 27. A battere Maccarini, Sanchez, tenuto, porta avanti il pallone, malissimo però qui la giocata per Calderone. Gioca Di Maria, provata la fermato. Uscito lì il pallone Di Maria per Dorio, va ancora da Di Maria, complicatissimo. Sanchez mette il corpo, non prende fallo, avanza poi con l'esterno, l'ha tenuta in campo Calderone, ancora lui con la suola, due volte è tornato. Di Maria a mettere il corpo, ancora lui a tenerla lì all'angolo. Salto il Barcellona, l'ha recuperata però Calderone in maniera irregolare. Cascino, Dorio, verticale, Esposito, non si riesce a girare. Sta facendo buona guardia lì dietro Maccarini fino a questo momento, almeno da quando è entrato. Ancora Dorio, Cascino, ancora Dorio, e gira sempre tanto il pallone il Mistral per trovare il buco in cui offendere, qui la Torre a recuperare, quasi a ripartire 1 contro 1 con Di Liberto, provato la crocheta. Grandissima giocata da parte del numero 9 su Di Maria, fallo giusto, bellissima la crocheta del numero 9 che fino a questo momento sta decidendo il match. Si parlano Sanchez e Maccarini. Vediamo chi va a battere fra il 19 e il 3. Due Marina per Di Liberto, finge Maccarini andrà a calciare, va Sanchez, forse uno schema del Barcellona che preferisce non offendere, tornare indietro dal suo portiere e poi butta completamente il pallone a casaccio. Forse non si è capito con Maccarini. Brutta gestione però qui del Barcellona Futsal in questa occasione. L'opzione era da sfruttare, almeno da andare a calciare le parti di Liberto. Dorio intanto dall'altro lato a lasciare lì con la sola da Esposito, giro da Cascino, 1 contro 1 con la Torre, sfida fra punte. Di Maria, Cascino cerca di trovare lo spazio per andare a calciare subito, non la lascia lì. Di Maria torna da Esposito, non c'è spazio per servire Dorio, ancora Di Maria, ora Dorio, centrale Esposito, voleva il triangolo, il pallone non passa, quasi lo recupera Maccarini che stava per ripartire, non c'è però lo spazio. Allora ancora Di Maria, Cascino, Dorio, gira ancora da Di Maria, spalla porta, si deve riappoggiare con il lob da Dorio, verticale il pallone. Esposito che però sta andando dall'altro lato, vogliono l'angolo, vogliono il Mistral e lo ottengono. Di Maria lì dietro Cascino, pressalto la Torre, duello fra numeri 9. Di Liberto, Esposito, Dorio, spazio per pensare alla conclusione effettuata, malissimo però, troppo chiuso il destro del
vergognoso numero 4 centrale difensivo del Mistral. Sanchez, Gullo contro Venuto, va a passare su Cascino, guadagna la rimessa laterale. Gullo, che rischio, pallone orizzontale per Sanchez, comunque se la cava il Barcellona che riparte con il 19 esterno dentro da Gullo, che però spara addosso a Diliberto, che è riuscito a coprire benissimo lo specchio della porta e ha chiuso. Cascino, Di Maria non calcia, 3:30 da giocare, il rischio, è un po' di incomprensione fra Di Maria e Dorio. Sta lasciando il pallone il numero 12 per la Torre. Gullo a recuperare, provata giocata su Esposito, poi Dorio sta prendendo le misure il numero 4, perché non è questa la prima conclusione che effettua. Qui il pallone era stato regalato a Di Maria da parte dell'estremo difensore del Barcellona. Poi qui Sanchez con la sola si va a chiudere sul pressing di Esposito. Cascino a recuperare la Torre, a tornare sul numero 9, rimane a terra però il capitano del Mistral e allora il pallone messo fuori per vedere cosa si è fatto. Riconsegna palla il Mistral al Barcellona con grande sportività e allora possono giocare i giallorossi con Sanchez, spazio per la Torre, per il suo mancino, rientra proprio lì, allarga la lettone di Liberto, allarga la lettone di Liberto, 5 anche sportivo tra l'attaccante e il portiere, paratissima l'estremo difensore in maglia bianca del Mistral che lascia il risultato invariato e nega la doppietta alla Torre. Venuto verso il centro del campo, conclusione, sembra però più un passaggio per Diliberto e allora può avanzare ancora il Mistral. Dorio Cusimano, ancora Dorio, pallone per Esposito, un po' complicato, Sanchez quasi la ruba, ancora Esposito, colpisce in pieno Gullo, poi arriva Dorio, non c'è lo spazio per andare a calciare. Esposito, Cusimano sì che può essere servito dentro da Esposito, pallone è passato però fino ad arrivare dall'altro lato e siamo ancora da Dorio. Ha toccato tantissimi palloni fino a questo momento, qui il Barcellona però recupera con Gullo che fa correre la Torre va sul fondo, il pallone rimane lì, Esposito, scusate, Diliberto ovviamente non c'entra nulla. Esposito colpito duro sia dalla Torre sia probabilmente da un suo compagno, si tratta di Canale, forse l'ha colpito involontariamente, rimane a terra Diliberto, speriamo nulla di grave per il portiere del Mistral che sta facendo un'ottima partita. C'è stata un'incomprensione tra Diliberto e Dorio, pallone è terminato in rimessa laterale, non si sono capiti il 26 e il 4, non sappiamo se però Diliberto abbia gettato il pallone per ridarlo al Barcellona o se semplicemente si è trattato
di un misunderstanding fra i due. È stato comunque chiamato time out, quando manca 1 minuto e 30, lo vedete in alto, e il risultato è 1-0 per il Barcellona Futsal, che più e più volte ha rischiato addirittura di andare avanti di 2 e anche di 3, ma c'è stata tanta imprecisione sotto porta e soprattutto c'è stato un grande Diliberto che ha fatto almeno 2 temparate importanti. Dall'altro lato il Mistral invece non riesce ancora a trovare la quadra giusta per andare a scardinare la saracinesca che il Barcellona Futsal ha messo davanti alla porta del suo estremo difensore. Si difende molto bene fino a questo momento la squadra ospite, che ha sicuramente un po' di voglia in più di vincere questa partita. Abbiamo detto l'inizio del match conta poco, anzi niente ai fini della classifica per il Mistral, conta tanto invece per gli ospiti, gli stimoli sono ben diversi. Ma comunque deve giocare la sua partita, la squadra di casa, e non la lascerà scorrere così facilmente. Dorio, si può ricominciare, 1 minuto e 10 manca da adesso alla fine del primo tempo. Dorio a girare da Esposito, ancora Dorio, ha toccato tantissimi palloni, non si va da Canale, forse adesso sì, lascia lì il 5, non si capisce completamente con il 27. Allora è più facile che ci sia, è rimasto però fermo Cusimano. Rigullo a scambiare con Sanchez per salto, Cusimano applaudito dai suoi compagni. Venuto da Sanchez, ancora Gullo, tacco bene, La Torre anche lui col tacco, tunnelizzato Dorio a ripartire, Venuto con 1 contro 1 con Canale, aiutato da Cusimano, poi ancora Sanchez a ripartire dal suo portiere. Non c'è spazio però per giocare, adesso sì, da Gullo nella verticale, La Torre, adesso il Barcellona forse vuole far passare i minuti per arrivare al secondo tempo. Qui La Torre però la gestisce e gioca da Gullo, pressa veloce, alto, forte Cusimano, e chiude in rimessa laterale l'azione di Gullo. Ancora lui dalla Torre, si fa vedere il 22, è troppo lungo il pallone da parte del numero 9. Lungo il pallone a cercare Esposito, era probabilmente sì l'ultimo pallone di questo primo tempo, che finisce 1-0 per il Barcellona Futsal. Ci vediamo fra pochissimo con la seconda frazione di gioco. All'allenatore dell'Ascari Cefalù Davide Boncore, grande prestazione e gran vittoria di cuore e orgoglio da parte dei suoi ragazzi. Io oggi non ho aggettivi, non riesco più ad aggiungere aggettivi per questi ragazzi. E da quando ho preso questa squadra, che tutti mi prendevano per pazzo, perché mi davano per spacciato, di sana pianta abbiamo iniziato a lavorare con questi ragazzi, si lavora in settimana forti, ho una società alle spalle forte, sono contento il martedì quando salgo ad allenare questi ragazzi durante la settimana, e se sono arrivato ancora a 2 settimane dal campionato che la matematica non mi condanna, lo si deve al lavoro di questi ragazzi che fanno durante la settimana e dalla società solida alle spalle. Oggi era necessario vincere, non soltanto è arrivata la vittoria ma anche in rimonta. Sì, i ragazzi stanno bene fisicamente, si allenano con l'allegria, vengono il martedì, e questa è, per un allenatore è più di 100 vittorie. La più bella vittoria è vedere
margini di miglioramento da parte di tutti questi ragazzi. Ho finito la gara con un 4-5 2007 in campo e sono strafelice perché sono ragazzi che hanno fame e lo dimostrano durante la settimana. Si vede che la squadra applica in campo i principi tattici del suo allenatore, un gioco molto pulito, lineare. Sì, lavorano forte di transizione, lavorano forte sugli appoggi, lavorano forte durante la settimana e la domenica è il rispecchio. A volte manca la prestazione di qualcuno e la si sopperisce con il lavoro di altri nella zona del campo. All'allenatore dell'oratorio marineo Bister Bernardo, i suoi ragazzi perdono in rimonta contro il Lascari Cefolù all'esito di una partita che si era messa in discesa. Sì, diciamo che la partita si era messa per noi sui binari giusti, anche se inizialmente il Lascari era partito veramente all'arrembaggio. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, purtroppo non siamo riusciti a utilizzare le altre azioni da gol che abbiamo avute 2 o 3 limpide, proprio limpide, questa è la legge del calcio, se non chiudi le partite purtroppo rischi di subire dei gol e così è stato, abbiamo perso la partita e in merito a questo Lascari che non molla mai. Sul punteggio di 0-1 c'è stata l'opportunità del match point per i suoi ragazzi che hanno sfiorato il raddoppio, poi al termine del primo tempo è iniziata tutta un'altra partita e il copione, lo spartito è cambiato completamente. No, ma guarda, noi abbiamo avuto più occasioni da gol, abbiamo avuto un'altra nel primo tempo, altre 2 lì le abbiamo avute nel secondo tempo, però non siamo stati bravi o fortunati a concretizzare. E adesso per l'oratorio marineo due partite molto importanti che potranno decidere l'esito di questa stagione. Sì, ma noi siamo consapevoli che queste ultime 4 partite per noi erano 4 finali. E le prime 2 le abbiamo affrontate, una vincendola, una purtroppo perdendo. Adesso ci indirizziamo sulla prossima, che è il Castellammare, e poi avremo l'ultima col Castellammare. L'espulsione che è venuta da una protesta giustissima, perché diciamo, c'è un fallo netto sulla linea, però l'arbitro ha deciso così, va bene così, ci prendiamo la prestazione che oggi è stata di una grandissima squadra, matura sotto tutti i punti di vista, una squadra che veramente mi ha fatto divertire, posso dire che ha messo sotto la prima della classe, la squadra che ha vinto il campionato, e sono orgoglioso di questo. I ragazzi hanno dato tutto, merito all'Atletic che ha vinto la partita, perché sapevamo che come ci potevano punire, l'azione è venuta da un fallo laterale, quindi il rammarico è questo, perché sapevamo come dovevamo giocare e onestamente i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, però ripeto, onore ai vincitori. Ci siamo divertiti parecchio, abbiamo lavorato tanto e adesso ci sono le ultime 2 partite e poi si chiuderanno i giochi per quest'anno. Con lo spirito con la quale abbiamo affrontato oggi la partita contro l'Atletic, con lo spirito di onorare questo campionato, perché è giusto così, e niente, quindi adesso testa a Castelbuono. Andremo ad affrontare un avversario che ha bisogno di punti per uscire dalla lotta ai playout, è un avversario che gioca benissimo, un grande allenatore, è una squadra che gioca bene e prepareremo nel migliore dei modi anche questa partita, cercando appunto di andare a fare la nostra.
Sono tornate adesso in campo le due formazioni. Ricordiamo il risultato maturato nel primo tempo: in vantaggio il Barcellona Futsal qui al Palaureto in casa del Mistral. Vittoria che servirebbe tanto agli ospiti, aspettando il risultato del CUS Palermo per andare a decidere chi gioca in casa il primo match dei playout che dovranno andare ad affrontare gli ospiti giallorossi. Al contrario, i padroni di casa avranno i playoff che giocano adesso con Cascino, già assicurato il terzo posto dai padroni di casa. A nulla conta questa partita, soltanto a presentarsi bene ai playoff con un risultato positivo e psicologicamente al meglio. Cascino a girare da Di Maria, Esposito, spada alla porta, Dorio, adesso arriva il pallone al 4. Sono tornati con il quintetto iniziale, il Mistral con Dorio che sposta subito e calcia. Colpiti in pieno, Gullo che si è fatto male. Già in 30-40 secondi abbiamo capito che l'andazzo della partita è questo, continuerà ad essere questo durante tutto il corso del secondo tempo, con il Mistral che attacca a girapalla tanto per trovare spazio e il Barcellona Futsal che però si difende molto molto bene, non lascia spazi ai padroni di casa per andare a calciare con facilità e cerca di distendersi in contropiede. Intanto speriamo che non si sia fatto nulla. Gullo e si rialza adesso zoppicante Gabriele Gullo, si deve sedere in panchina e lascia il posto a Rizzo. E gioca il Mistral. Cascino, si ricomincia da Dorio. Cascino attaccherà da destra verso sinistra dei vostri schermi. Questo secondo tempo il Mistral, da sinistra verso destra il Barcellona Futsal. Esposito, il pallone non è uscito come volevano gli ospiti. Di Maria, giocare da Cascino, Dorio, spalto. In affretto il Barcellona Futsal. Gioca adesso con Rizzo, si abbassa la torre, va avanti da Sanchez, si capiscono completamente i due. Il pallone di nuovo regalato al Mistral. Cascino, puntare venuto, Dorio, gira Di Maria, ancora pochissimo spazio per offendere per il Mistral. Dorio subito di prima, Cascino contro Sanchez, si appoggia ancora a Di Maria, non lo fa respirare venuto, si deve tornare all'indietro da Dorio. Ancora Di Maria, è un continuo giro palla dei neri oro, cercare il buco, lo spazio per far male dalle parti di Calderone, non si trova. Ora Cascino, Di Maria, pensa lui alla conclusione, no, allarga da Dorio, dentro all'altro lato, Cascino sposta destro, miracolo letteralmente da parte di Calderone, che tiene a galla il Barcellona Futsal e lo tiene in vantaggio di 1. Che parata finalmente il Mistral, però aveva trovato lo spazio per andare a calciare, forse una delle pochissime volte nel primo tempo, è successo raramente. Poi ancora Di Maria, esterno della rete, era successo molto raramente nel primo tempo, forse mai. Questa è stata un'occasionissima sul destro del capitano e miracolo di Calderone. Tutto Rizzo ripartita dall'altro lato, sposta destra sinistro, gran giocata del 21, va sul fondo, poi di Liberto a battere subito. È tutto solo Esposito? No, perché è tornato la torre a dargli fastidio e non l'ha stoppata il 23. Sanchez venuto, sfida Cascino, la torre si è già girato su Dorio, prova a spostare con il suo
è ritornato in possesso. Sanchez non calcia, movimento di Venuto dentro dalla torre. Era giusta l'idea del 10 per il 9, più classico degli assist. Si sta il bomber, pallone però non è passato, anzi sì, troppo lungo. Di Maria a puntare Venuto, vuole andare sul fondo, lo trova sinistro. Un tiro cross quello di Di Maria con una conclusione verso la porta di Calderone. Venuto a cercare lungo la torre di Liberto. Con tranquillità avanza lui e va dentro, la sposta il rimpallo, il pallone rimane lì, il pallone rimane lì. Sono capiti Rizzo e Calderone e l'hanno combinata grossissima, il più veloce di tutti sul pallone. Esposito si sposta con la suola e la mette dentro col sinistro, 1-1 a pareggio del Mistral. Subito era questo quello che cercava la squadra padrone di casa all'inizio della seconda frazione di gioco. Ma l'ha combinata grossa ancora una volta, eccolo qui, lo vede Rizzo, ha giocato il all'indietro già nel primo tempo, aveva gestito tutt'altro che bene quel contropiede in 2 contro 0 con la torre, va sbagliato il passaggio per il numero 9, qui tocca il pallone quel tanto che passa per levarlo dalla disponibilità di Calderone, che non è riuscito ad acchiapparlo, a metterlo fra le sue mani, e allora il Barcellona Futsal deve ricostruire. Sanchez voleva andare proprio da Rizzo, non la può tenere in campo il 21. Dorio pensa alla conclusione, deviata alla torre, ancora Dorio, altra possibilità, non gira subito Di Maria, ancora Dorio, ce l'ha lo spazio! Dorio ed esultanza alla Jude Bellingham, l'hanno riaperta, anzi l'hanno completamente ribaltata in qualche secondo. I padroni di casa 2-1, prima Esposito, poi Dorio, super ingresso in campo in questa seconda frazione di gioco del Mistral. Buio pesto invece per il Barcellona Futsal, che è rientrato in campo con la mentalità sbagliata. Gullo, Sanchez, ma lo vediamo anche da queste giocate molto semplici che adesso c'è tanta confusione nella squadra ospite. Dorio, lungo verticale, Sanchez a recuperare 2 contro 2, arriva anche Venuto, si appoggia proprio a lui Sanchez, poi Dorio, gran giocata col tacco e con l'esterno va da Cascino, che però non fa correre subito Esposito, se la porta fuori, e time out chiamato dal Barcellona Futsal. È arrabbiatissimo il mister degli ospiti, come è giusto che sia. Hanno riordinato forse le idee gli ospiti, si rientra dal time out e gioca Venuto. Sanchez
Gullo, l'idea era buona per Sanchez, ha chiuso Cascino, contropiede 2 contro 2, c'è anche Esposito da poter servire, è tornato Bono. Battere Venuto, Gullo, Venuto, ancora Sanchez di prima, ha capito tutto Di Maria, poi forse c'è un fallo, sì, di Sanchez su Di Maria. Cascino, mentre Sanchez a passare, poi tunnel provato su Gullo, non passa, si distende Sanchez, sposta Sanchez, va da solo il 19, Diliberto esce bene, la controlla e parte come al solito, palla al piede 26, gioca da Cascino! Ma quanto sono importanti queste giocate da parte dell'estremo difensore del Milan. Diliberto gioca per Cascino, 3-1, in questo secondo tempo non c'è partita. Segna anche il capitano, assist di Diliberto che para su Sanchez e fa ripartire veloce il contropiede del Mistral, e adesso si fa veramente dura per il Barcellona Futsal, che è andato in vantaggio, ha chiuso il vantaggio la prima frazione di gioco, poi qualcosa è cambiato nel secondo tempo, qualcosa è scattato forse nella testa dei padroni di casa, che qui ancora rischiano di andare sul 4-1 con Di Maria. Non ci stavano i ragazzi nero e oro perdere con il Barcellona Futsal, che sta comunque facendo una grande partita. Qui Gullo si è salvato perché aveva regalato un 1 contro 0 a Di Maria, che qui viene ancora servito e gioca da Esposito su Olata. Gullo si fa perdonare, riparte Bono, mina col sinistro e Diliberto risponde bene. È stato un po' di confusione questi ultimi 20 secondi, perché sono stati sprecati 3 contropiedi, 2 da un lato e 1 dall'altro. Il Barcellona che adesso batte il calcio d'angolo dentro Gullo, il pallone passa e rimane lì dopo il tocco di Dorio, se la ride Diliberto, cenno di ok fra i due, ma Sanchez l'ha riaperta e di nuovo in partita il Barcellona Futsal 3-2, se l'è ritrovata lì facile Sanchez, e adesso allora ci credono un po' di più i giallorossi. Maria ha avuto un'occasione sicura per andare nell'1 contro 1 con Calderone, è inciampato nel momento clou della sua azione, quello proprio dove si stava involando verso la porta di Calderone. Poi c'è stato un altro contropiede dove ha giocato su Esposito, lì la chiusura è stata fantastica, però da parte di Gullo, che si era salvato sul pallone regalato a Di Maria, e comunque però riscattato per quella palla persa. Cascino quasi la recupera proprio Gullo, vince il rimpallo, vince la rinsata. Se la ride Cascino, per lui la rimessa laterale era sua. La Torre non la tiene, Esposito mette il corpo e gioca da Dorio, chiede calma proprio Cascino. Dorio comincia da Diliberto, un fattore in questa partita, lungo Gullo con la testa, col 22 che va a calciare. Si erano serviti a vicenda Gabriele Gullo e Samuele Gullo. Samuele è andata alla conclusione altissima, però poi Diliberto andare lungo con il petto sale in cielo, Esposito, e va ad appoggiare lì con la suola da Cusimano, toccato dalla Torre, che si prende anche un giusto giallo.
pallone Cascino e Dorio che parlottano, vediamo chi va. Dorio carica invece una finta, va Cascino col destro, appoggia da Cusimano, poi scivolata di Gullo che la tiene, esulta come se avesse segnato, poi Dorio ha sparato in cielo. Gullo, Mandarici, tiro palla, ancora il capitano. Il set verso la torre che fa gioco da pivot e anche da torre, cognome azzeccato per la punta del Barcellona Futsal. Ancora servito prima il suo mancino, si gira, spazio! Che cosa ha sbagliato la torre nell'1 contro 1 con Diliberto? Qua doveva metterla dentro, far doppietta e rimettere i suoi in parità per dare ancora una speranza. Cusimano sul fondo destro, colpetto Gullo, poi la torre sposta, Dorio vince il rimpallo, recupera il numero 4 Cascino, solo sinistro dentro. Cosa ha sbagliato Cusimano a porta vuota? Lo tradisce il rimbalzo qui. L'ha messa alta il 27 a porta vuota. Sfortunato il ragazzo del 2006. Poi intanto va sul fondo Gullo. Invece era più un tiro di Liberto, mette fuori. Rincuorato Cusimano da Di Liberto. Batte Gullo. Dentro forte, Di Liberto para, se la ritrova lì, voleva partire come in occasione del gol del 3-1, ci ha ripensato e allora si gioca da Dorio che alza sulla torre, forse là non la tiene in campo. Sanchez è lui che fino a questo momento sta dando speranza al Barcellona Futsal, va sul fondo, Cusimano chiude. Mandanici, Gullo si appoggia ancora dal 7, Sanchez, gran giocata, passa il 19, Sanchez dentro, colpito in pieno Di Maria che adesso si distende e fa ripartire il contropiede, va da Cascino a sfidare Mandanici, duello fra capitani, si ferma però il numero 9, con tanta intelligenza e saggezza. Mandanici lascia lì Gullo con la suola, gran giocata, poi destro esterno della rete. Di Maria, Cusimano passa sulla torre, uso la rimessa laterale. Ancora il Mistral. Liberto nella verticale da Di Maria. Ora Cusimano a gestire, gliela ruba la torre, ancora la torre 1 contro 1. Ancora una volta con Di Liberto, ancora una volta si fa ipnotizzare, prima l'ha calciata fuori col mancino, adesso lo prende in pieno. Gullo qui sposa, si accentra, conclusione, Cusimano a deviare. Al termine Sanchez lascia lì per Mandanici, ancora Sanchez, Cusimano a chiudere. Mandanici, Gullo appoggia la torre di calciare di Gullo, il pallone arriva
Ecco Di Liberto, il pallone passato, Cascino! Col sinistro aveva trovato lo spazio per la conclusione, la parata Calderone. Di Maria gioca Cascino. Esposito, Cascino, Di Liberto, avanza lui palla al piede, poi voleva giocare da Esposito, la porta è libera, Gullo non calcia subito, va dalla torre, impreciso. Ultimo uomo, Cascino, gran palla avanti, tutto solo dentro. Esposito, è tutto troppo facile per il Mistral, si sta un po' sciogliendo il Barcellona nonostante sia ancora in partita. C'è 4-2 nella doppietta. Esposito. Gullo voleva la palla avanti per Venuto, ha capito tutto Di Liberto che prova a ripartire, la porta è vuota e fa una grandissima chiusura sulla linea Di Maria. Che se fosse entrata avrebbe riaperto nuovamente il match dopo che erano andati di nuovo sopra di 2 padroni di casa. Si può giocare. Venuto dentro, il pallone complicatissimo però per Sanchez, non era raso terra e allora riparte Esposito, Esposito gioca da Cascino, tocco sotto e arriva il match point probabilmente del Mistral. 5-2, ancora una volta il capitano, ancora una volta sulla palla di uno strepitoso Esposito che sta facendo una gran partita. E adesso si fa veramente durissima, una salita quasi impossibile da scalare per il Barcellona Futsal. A 7:30 dalla fine ci avevano creduto i giallorossi, sono rimasti in partita per un bel po', sicuramente a fine primo tempo lo conducevano per 1-0, poi sono rientrati nel secondo completamente in bambola. Qui ancora Esposito non riesce la giocata. Cusimano ora a tornare da Dorio, lungo Esposito, il pallone passa, Cusimano è tutto solo, non riesce a servirlo Esposito che tiene a distanza Gullo, poi perde il possesso, riparte il Barcellona con Sanchez, si appoggia Gullo dentro, doppia deviazione e la mette dentro Samuele Gullo che la tocca sulla linea di porta. Il gol è giusto attribuirlo a lui. 5-3. Ci crede forse anche il Barcellona Futsal. 6:47 alla fine, non si deve addormentare il Mistral. Dorio, Montelago no, il pallone non arriva dalle sue parti, ancora Esposito, Montelago davanti al portiere, lo prova a saltare, non passa però e Gullo da avanti. Dorio a gestire, chiude Venuto, Dorio ancora a pressare, tacco del 10, poi Cusimano, bella giocata, crocchetta, passa solo per un attimo, poi a contrasto con Rizzo, recupera bene, Esposito, si ferma con saggezza e intelligenza.
Poi Dorio, Esposito, tanto spazio, pensa alla conclusione, prende in pieno volto Gullo, tutto a posto per il numero 22 che ha dato ancora una speranza al Barcellona Futsal. Dorio si può vedere di Liberto, vuole andare alla conclusione, no, si avvicina a Montelugo, ancora Esposito, triangolo, il pallone rimane lì, ancora a rispondere bene Calderone. Montelugo prova la giocata, passa in qualche modo, spinto, gran giocata da parte del ragazzo maglia 32 del Mistral che si va a prendere il fallo. Liberare il sinistro di Cusimano, Gullo postato lì sulla linea di porta Pierdino. Dorio la perde, la porta è vuota, Sanchez non calcia, non l'ha visto, gioca dalla torre che è tutto mancino, deve andare sul destro, Cusimano che gran chiusura difensiva del 27. La torre lascia lì proprio per Gullo, il pallone torna ancora dal numero 9, Montelugo se lo va a riprendere bene, poi anche Sanchez che sposta, bellissima giocata, travolto da Cusimano. Sanchez sul pallone, indicazioni da parte del mister, vediamo se invece andrà Samuele Gullo. Posiziona autonomamente la barriera di Liberto, nel senso che proprio fisicamente li va a spostare. Gullo, è una finta, andrà Sanchez se fosse uno schema, la torre tutto solo! C'è la porta vuota perché di Liberto ha fatto il passetto avanti, poi va a lungo con le mani a cercare Cascino, però non la controlla bene. 4,50 alla fine, Gullo da Rizzo, un servito Sanchez, la torre spara la porta, la perde. Dorio Liberto, che rischio, poi Cusimano passa, gioca, non c'è spazio, poi Cascino a recuperare solo per un attimo, Sanchez 3 contro 2 del Barcellona Futsal, si deve fermare, è tornato Cusimano. Gullo, il tempo passa, 4 alla fine, la torre a sfidare Montevago, Sanchez finta, mette il corpo su Cascino, prova il tunnel su Dorio, non c'è spazio per andare per il 19, va invece dall'altro lato Cascino, ispiratissimo, vuole passare in mezzo a 3, non trova lo spazio e la giocata, poi passa invece Sanchez, fallo di Rizzo su Cusimano. Dorio dentro il pallone per Montevago, rimane lì bene Gullo, poi a terra Sanchez che forse si è fatto male, Dorio non è rimessa la parola, crampi forse per Sanchez. Lo vedete lì in basso a sinistra, questi schermi si è rialzato adesso 19.
ripartire adesso con Barcellona Futsal, che ovviamente come ultima giocata mette il quinto uomo in campo. La Torre a recuperare Rizzo, non riesce a passare ancora la Torre, non c'è spazio per calciare e allora si appoggia ancora a Rizzo per Bono, che pensa alla conclusione, si appoggia da Gullo, suola dentro, la Torre non calcia, poi Di Liberto dalla sua porta alto. Gioca Rizzo, va Bono. Rizzo ancora a Bono, pallone completamente sbagliato, non si capisce con il suo capitano Mandanici. Di Liberto passa, ancora lui, infermabile, il portiere del Mistral, gioca ancora per Cascino, Cascino non calcia, c'è ancora Di Liberto tutto solo lì, non servito, mette alto Cascino. Bono, forse stanno perdendo troppo tempo quelli del Barcellona, la porta è vuota, Dorio sbaglia ancora il Mistral con la porta vuota del Barcellona Futsal, che sta rischiando tantissimo. Rizzo lunghissimo, dalla Torre che mette il corpo, gioca da Gullo a puntare Cascino, passa, no, la porta è ancora vuota, Di Maria non calcia, ma il Mistral sembra un po' fermo, sta aspettando semplicemente che la partita finisca e cerca di calciare con la porta vuota del Barcellona per riuscire a mettere dentro il gol che chiuderebbe definitivamente la partita, ma la partita sta per finire, mancano 2 minuti. Bono si va a chiudere, poi mette davanti la Torre, ancora Bono, va lui, lo chiude Di Maria. Mandanici, Bono pensa alla conclusione e la effettua il numero 29, è un frigo bar, non è un tiro, all'incrocio 5-4 ci crede il Barcellona Futsal. Che gol di Bono, lasciato spazio lì al 29, Mistral non è uscito, una bomba di Bono che già personalmente avevo visto nel riscaldamento tentare e ritentare più volte. Ha un bel mancino questo ragazzo qui, che ancora va a recuperare il pallone, ma fa fallo. Batte Di Maria da Cascino, ancora a far correre il numero 9 Di Maria, Gullo mette il corpo, non la gioca all'indietro dal suo portiere, ma guadagna rimessa laterale. Mandanici, Calderone, più lungo che può, malissimo però per Bono. Dorio, Di Maria, ancora Dorio, lunghissimo per Esposito, mette a terra una gran palla e poi si gira subito col sinistro, risposta buona di Calderone. Secondo palo, movimento bellissimo di Cascino ad uscire e poi cacciare al volo. Di Maria, Cascino, è rientrato in campo Sanchez che sembra essersi ripreso. Dorio, Di Maria non riesce a prendere il possesso del Barcellona Futsal per avere il quinto uomo in campo. Mandanici non riesce a ripartire e allora Esposito con calma olimpica a ripartire da Dorio. Cascino, ancora Esposito, Di Liberto, Cascino, lob alzato, Dorio, triangolo eseguito, ancora Cascino. Adesso è calcio spettacolo del Mistral, che però non deve esagerare. Sanchez infatti recupera e quasi gioca per la Torre a porta vuota. Poi davanti Dorio verso Esposito, ha chiuso il Barcellona Futsal. Ancora Gullo, scivolata di Dorio, regolare. Poi Sanchez a recuperare. Sanchez con Di Liberto, non calcia, deviazione. Ha cercato il pallone dentro, non c'ha lo spazio per punire. Ancora Gullo, ci crede il Barcellona.
La Torre dentro, scivolata di Dorio Sanchez ancora, poi Di Liberto a ripartire per cercare di chiuderla. Esposito 3 contro 1 del Mistral. Di Liberto gioca da Cascino, Di Liberto 2 volte! Fuori il 26 che ha cercato il gol in tutti i modi, la porta è vuota, regala Calderone il pallone Di Maria, poi giocata sontuosa che fa finire questo match col tunnel 5-4 del Mistral sul Barcellona Futsal. Ci vediamo ai playoff con il Mistral e con il Barcellona Futsal che invece andrà a giocare i playout 5-4 per i padroni di casa. Un saluto da parte di Davide Sbroi e Sportissimi.